innanzitutto a nome di Italia Nostra ringraziamo il Presidente dell'IPAD e l'IPAD stesso, i suoi amministratori, perché finalmente troviamo ascolto dei responsabili di un bene che è dell'IPAD e di tutta la città. E quando pensiamo che ancora nel 98-99 Italia Nostra ha promosso la conoscenza dei gioielli della città, gli oratori che erano chiusi da anni, e avevamo dei soci che per 3 volte alla settimana hanno fatto conoscere alla cittadinanza l'oratorio delle Zitelle, l'oratorio dei Boccalotti, poi anche la chiesa di San Rocco, cioè c'è stato tutto un movimento di sensibilizzazione, e quando si parte con un'iniziativa dobbiamo avere davvero tanta fiducia nel futuro, perché il presente spesso è pieno di amarezze, di delusioni. Invece adesso questa semente data nel 98-99 comincia a fruttare. Ci sono delle belle iniziative organizzate dal Museo Diocesano con l'apertura di tanti oratori e la didattica dei tesori tenuti in questi oratori, quindi il parterre culturale si è formato, e ci sono tanti enti, tante istituzioni che sono pronti a raccogliere questo invito, che è partito dal primo sabato di febbraio nell'ambito dei sabati culturali organizzati da 8 anni da Italia Nostra, con una magnifica, come sempre, conferenza del professor Franco Barbieri, che ha illuminato da punti di vista diversi, aggiornati, come fa sempre lui, anche se ha 90 anni, è sempre attento a tutto, e ci ha illuminato sulle diverse interpretazioni delle decorazioni dei pittori, dello scultore che ha eseguito la Madonna con il bambino e gli angeli con le torciere, e da quella conferenza è partita una consapevolezza nella città, ma soprattutto in Italia Nostra, che si è resa conto dello stato di degrado preoccupante di questo gioiello della nostra cultura, che risale almeno al 1414 e che è stato voluto da un fornaciaio Giovannino dei Boccali, che ha pagato l'aula in cui dovevano incontrarsi i fratelli, la fratalia dei battuti, per tenere i loro cicli di preghiera e i loro capitoli. E a testimonianza, intanto questo Giovannino dei Boccali aveva la casa e la fornace qui vicino, e la bellissima ghiera che incorona il portale di accesso con il simbolo del boccale ne è così la testimonianza che ci è giunta attraverso i secoli. Arte cosiddetta minore, ma pagina di storia religiosa e anche di storia dell'arte di Vicenza, estremamente preziosa. Monsignor Gasparini del Museo Diocesano ci dirà alcune cose importanti. Ecco, 3 sottolineature veloci. Io pensavo che questa statua qui, tra 3 anni, sono 600 anni che è stata fatta, per il 1415. Ora, come mai con l'ufficio beni culturali della diocesi, no, eccetera? Perché non dobbiamo dimenticare che questo è stato un luogo importante di una confraternita, perché qua dentro tutto parla di fede cristiana, dalla Madonna alla deposizione, trae una confraternita di battuti, perché credo non a caso sulla braccio trasversale della croce sono appesi 2 flagelli, perché ricordano esattamente la confraternita di battuti che c'era qua dentro. Quindi qui abbiamo una storia religiosa molto interessante, che ha avuto la sua fine con
il governo napoleonico che ha chiuso i battenti a tutta questa vita secolare di una confraternita che aveva qui, però continua ancora la sua vita religiosa grazie anche alla parrocchia di San Pietro, che qui continua ad avere dei momenti celebrativi o religiosi. Diciamo l'interesse è per questo, perché è un luogo importante anche dal punto di vista della spiritualità della città di Vicenza, legata a una confraternita molto importante di Battuti, che ha avuto una sua storia legata al monastero, tra l'altro qui delle monache benedettine. Seconda questione, credo come ufficio beni culturali, se si vorrà usare, io dico cose molto concrete, la disponibilità. Noi abbiamo una commissione per i beni culturali che mi pare fatta da eccellenti tecnici, eventualmente se si vuole, alcuni di questi perché dico sono docenti anche importanti, che penso di tenere Francesco Taupa, che pure insegna anche all'Università e anche socio di Italia Nostra, no? Oppure dico la vice direttrice, sono degli architetti, quindi dico eventualmente nei tecnici c'è anche la disponibilità di quelli che sono presenti all'ufficio beni culturali, come anche degli storici dell'arte, quello che abbiamo per Trevisani, che è importante anche. Terza cosa, come museo, abbiamo già parlato anche con il presidente dell'IPAB, la disponibilità a far conoscere, diciamo, questi gioielli che sono qui a Vicenza, no? Con dei percorsi ad hoc. Abbiamo dei gioielli che sono poco conosciuti, anche come di oggi teniamo aperti delle chiese con il CTG, ma l'idea come museo è di pensare con le collaboratrici a un percorso che faccia conoscere appunto alcuni di questi oratori, del quale andrebbe anche il Boccalotti, con delle visite guidate, perché questo credo sia importante, far conoscere questo, le Zitelli, Santa Chiara, no? Attualmente lo stiamo facendo con San Nicola ed è un'attività credo importante, perché riusciamo a portare più di qualche gruppo in quell'oratorio, no? D'accordo con la parrocchia.